Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, fioi. È caldo, non so cosa registrare. Sono teso per il Milan. Sono un po' porco. Fioi, due regate a video. Voglio portare la 32esima edizione dell'American Cup. Siamo con una rossa, una delle favorite, insieme a Emirates Team New Zealand e BMW Oracle Racing. Chi vince va contro l'Inghi, ma questa è un'altra storia, ragazzi. Prossima gara, siamo contro il team Shosholoza. Shosholoza, sudafricani, si possono battere, diciamo. Ok, siamo favoriti. Portiamo a casa i primi punti. Vediamo com'è il meteo. Da nord-ovest forza 5. Ok, si inizia la pre-start. Qua bisogna decidere anche che cosa mettere, perché secondo me cioè, con 18,2 quando sei sopra i 18,9 è meglio mettere fiocco teoricamente, però ma io sto su Genoa sinceramente. Ok, speriamo che se la barca è di colore rosso ha la precedenza, se è verde invece posso tentare la penalità, che comunque è importante. Anzi, guardate, sto gioco è del 2000, non mi ricordo 6, 7, solo direi una cazzata, però sto gioco spacca. Ok, allora inizia la pre-start, mancano 2 minuti e 12. Dobbiamo capire bene come piazzarci. La partenza è fondamentale, siamo contro però contro un'imbarcazione che si può battere, sudafricani di Shosholoza. Dobbiamo girarci così, cioè dicono che la velocità ottimale è andare con la freccia verde, io però ho visto che a volte, soprattutto con lo spinnaker, a volte è meglio andare con la cioè tipo contro cazzo, non so come si dice perché non sono un esperto di vela, però con freccia rossa e vado più forte. In questo momento ho la precedenza, quindi potrei tentare una penalità a Shosholoza, però chiaramente io sto dritto, finché sono così sono cazzi suoi. Vediamo se riesco subito a penalizzarli. Guarda come scappa il codardissimo il sudafricano. 1,18, è solo la precedenza. Team di Shosholoza, siamo ancora in anticipo, devo anch'io virare. Vorrei partire dalla sinistra, attenzione che siamo noi in penalità adesso, quando è rossa siamo noi in penalità, dobbiamo stare molto attenti. 47 secondi si parte, a questo punto devo prendermi questa zona, che se non c'è un vento meraviglioso. - 34 secondi, il vento cambia. Team Shosholoza va di là, noi siamo luna rossa e andiamo di qua. 20 secondi, siamo secondo me abbastanza giusti. Bisogna capire anche le mutazioni del vento, però, perché se comincio a beccarmi il vento contrario so dolori. 20, io sto su, però la vedo, ma io sto su Genoa, speriamo di fare la scelta giusta, anche se è consigliabile da sopra 18 di mettere nodi. Eccoci qua, si parte raga, inizia la gara, inizia la regata anzi. No, non cappelliamo. Era tanto che non gioco ragazzi, la difficoltà è già elevata, siamo su tattica. Perché non ho la classifica? Non c'è la classifica. Allora non è qua. Non mi ricordo questa cosa. Ah, eccola qua. Siamo in ritardo, raga. Siamo infottutamente in ritardo. E c'ho il vento che fa veramente le bizze. Stiamo andando lentissimi, raga. Mamma mia. Sempre perdere con Shosholoza no, la classifica devo tenere però come siamo messi. In questo momento il team Shosholoza è in vantaggio. Partita meglio di luna rossa. Ok, allora
Il miglior vento sembra a favore del... porca puttana. I sudafricani hanno beccato... devo buttarmi così. Porca miseria. I sudafricani hanno beccato il vento migliore. Vediamo questa linea gialla che è, diciamo, le condizioni favorevoli di crociera. Io ripeto, non sono esperto, non incazzate, si spara fregate. Come dobbiamo pompare così, dobbiamo incrociarli così. Il vento gira. In questo momento ha la priorità il team Sciosciolosa. Devo vedere meglio le statistiche anche per capire, forse con lo spinnaker possiamo recuperare, però speriamo. Buon vantaggio del team sudafricano su Luna Rossa con lo skipper veneziano, un bambino curioso. È un bel vantaggio. Bel vantaggio per i sudafricani. Non bella questa cosa. Si vede che il Cuba non gioca da un po'. Devo guardare meglio la mappa. Hanno sfruttato a dovere. Adesso mi toglie anche il vento, mi toglie. Sudafricani veramente in condizioni. Purtroppo il vento è di là. Devo anch'io girarmi adesso perché vedo che il vento è troppo discontinuo di là. Vabbè, lasciamoli questo vantaggio nella prima boa. Non sarà facile recuperare, ve lo dico già. Dopo ho cannato in pieno la partenza. Team Sciosciolosa in vantaggio. Giriamo adesso e speriamo. Dobbiamo sfruttare la migliore imbarcazione perché comunque siamo più forti come imbarcazione. Possiamo ancora recuperare. Non è completamente persa la regata, dobbiamo svegliarci. Sudafricani sono partiti bene, 15 secondi di vantaggio che sono anche aumentati. Adesso speriamo in un errore del team sudafricano, in qualcosa. Adesso abbiamo lo spinnaker e avremo più di 20 secondi, porca, forse. Sì. Vai, giriamo la boa con un distacco di 23 secondi purtroppo. E adesso poi devo tentare il tutto per tutto. Dai fioi. I sudafricani pompano che è un piacere. Ma noi siamo Luna Rossa. Sarebbe stato bello vedere il Moro di Venezia. Ma... 23 secondi separano i sudafricani da veneziano, anzi anche forse, ma chissà se sia un po' non dico dimezzato, ma ci abbiamo accorciato qualcosa. La vedo duretta. Speriamo in qualche errore. Bisogna anche trovare il vento corretto in sto momento. Andiamo di rosso, adesso sta aumentando col rosso, cioè incredibile. Quando parti così bene, purtroppo. Qua abbiamo perso ancora, a mio parere. Porca troia. Niente da fare, sta regata purtroppo ho paura che, salvo errori grossolani del team sulla... Madonna, veramente ha preso le bombe. Attenzione, qua non mi sono piaciuti gli... no, ho fatto una bella cosa in realtà.
Però non sono stati impeccabili, ragazzi, non sono stati per niente impeccabili. Che io ho fatto un'altra cappella probabilmente, ma non sono stati per niente impeccabili. Cambiamo vela, rischiamo tanto. Veloce a metterla, però se no è finita veramente. Oh, bruttissimo errore qua sono fermo. Errore imperdonabile del Kuma. Ho recuperato tantissimo, 10 secondi, non ci voglio credere. Errore per il team africano e io non sfrutto niente. No, non va sta vela, non va. Non va, cazzo, ho recuperato 13 secondi. Sta vela non va proprio, purtroppo. E qua ho perso veramente in maniera da rincoglionito, perché potevo recuperare. Il team sudafricano veramente in difficoltà nella girata, dai. Peccato. Che regata, signori, che regata. Potevo riprendermela. Però ho recuperato comunque. Se riesco a stare sempre sui 10 secondi, anche qualcosa meno, con lo spinnaker magari. Adesso mi giro. E adesso tocca a noi. Dai, Comendino. Sono in vantaggio, ma secondo me ho recuperato qualcosa. Dai, se adesso il vento arriva tutto da me, dai. Abbiamo visto veramente un'esitazione del team sudafricano nella girata, hanno proprio girato malissimo, hanno girato la boa. Io sono proprio dritto, quindi posso tranquillamente stare su questa rotta, salvo che insomma adesso magari il Shosholoza mi ruba un po' il vento, però non è scontata ancora secondo me, e anch'io ho fatto tanti errori prima regata, ci può anche stare, dai, luna rossa, dai, eccolo qua, ecco qua, adesso c'è il vero problema. Sono avanti purtroppo. Speriamo in un'altra disattenzione africana, ma non può andare bene sempre. Però sto recuperando bene, Dai, la Chill Dream. Shosholoza gira e va di spinnaker asimmetrico. Secondi sicuramente. Sì. Torniamo a 20 quasi. Peccato. Addirittura 24 secondi e allora vaffanculo. Prima regata purtroppo non finisce bene. Gli africani hanno sfruttato veramente due indecisioni clamorose, ne hanno avuta una anche loro, ma polli, Kumenda pollo proprio, complimenti a loro. Complimenti a loro. Cerchiamo di guadagnare un po' terreno, però cazzo, cioè non possiamo non vincere comunque contro un team inferiore.
rosso non riusciamo ad andare su. Adesso sì. Ma ormai è tardi. Bravi loro. Sì, sì, siamo lontani, siamo lontanissimi. Siamo lontani purtroppo. Che caldo, raga, che caldo. Sto sul rosso e comunque con il rosso sto a una velocità più veloce. Sciosciolosa chiude in 12 minuti e 26. Complimenti a loro. Prima regata deludente per il talentissimo che fallisce l'occasione con un team comunque inferiore. Speriamo di avere un match semplice, perché se andiamo contro BMW Oracle o New Zealand prendiamo tante bombe. Ok, prendo 27 secondi. Desafio batte più 39, Massazione Latino batte United Internet. Ok. Inizio non positivo. Prossima regata siamo derby contro la Mascalzone Latina. Sullo scafo vince Mascalzone. Spinnaker nostro, vele nostre, equipaggio nostro. Fioi. Il derby lo voglio vincere però. Est, forza 4. Ok. Dai, una bella penalità devo cazzare. Peccato però, peccato veramente. Mi aspettavo qualcosa di meglio, comunque 26-27 secondi non sono pochi. Tentiamo subito una penalità. Dai che sono pipponi. Mascalzone scappa. Codarda Mascalzone. Devo dargli fastidio. Devo dare fastidio ai ragazzacci di Mascalzone Latino. Cioè, almeno ai semifinali doveva andare però, Poco vento comunque, poco vento. Che bello sto gioco, ragazzi, mi sono fatto arrivare su eBay dall'Inghilterra per avere proprio la copertina e tutto, perché secondo me è un gioco di una bellezza devastante. Ora vediamo un attimo. E là. Vediamo dove ci qualifichiamo. Cioè, come partiamo, come sto sudando le proverbiali 99 camicie. Si gira anche lui. Questa è proprio una sfida italiana. 46 secondi. Siamo lenti, però siamo lenti più veloce Mascalzone che credo, cioè. 29 secondi. Forse sono in anticipo però, speriamo. Forse in anticipo il team. Invece no. Purtroppo non sono in anticipo. Attenzione però. Partono benissimo.
Mentre le partenze sono il mio tallone da kill. Non possiamo perdere anche questa, raga, io ve lo dico. Devo prendere questa strada, a mio parere. Devo seguire lui perché... Cazzo, ho l'equipaggio più forte, le vele più forti. In verità perdo in scafo, però, Cristo santo... Non lo ricordavo così difficile. Ah, figura di merda come Indiane. Parto con un distacco ancora maggiore. 15 secondi in partenza. Non devo sbagliare niente, raga. Questa la possiamo ribaltare. Tanto anche loro un errore lo fanno, se lo sfrutto stavolta perché ho sbagliato anche a cambiare vela, purtroppo ho tentato una cosa abbastanza improponibile. Adesso vediamo. È in questo tratto che devo recuperare. Devo recuperare qua. Dopo sono sicuro che anche con lo spinnaker possiamo far bene. Siamo più vicini secondo me. Dai. Qua è tutta tattica. Stavolta ho cercato di fare la stessa, diciamo, stesso percorso di mascalzone perché comunque ho una barca superiore, quindi spero di recuperare dopo in traiettoria o comunque in velocità. Adesso ho poco vento. Che adesso pompiamo. Adesso si pompa. Prendo una strada leggermente più esterna nella speranza. Guarda, che si può fare. No, è errore cumendiano. Errore cumendiano. Questo è un bruttissimo errore. Perdo altri secondi preziosi. E buttiamo via un'altra regata. Ho virato troppo presto. Ma Dio Cristo. Diciannove secondi. Devo mettere pressione al team avversario, ma dai vecchio, su. Con la freccia verde vado più lento.
niente. Dai vecchio, su. Dai. C'è niente da fare. Non sono proprio allenato. A sto punto mi piglio la boa di là e vaffanculo. Adesso abbiamo una buona velocità. Dai, cazzo, non posso fare 0 punti in due regate. Rischiamo veramente di non... di far schifo. Vediamo come gira ML Capitalia Team. Gira anche bene purtroppo. Purtroppo girano bene. Secondi. Non riusciamo minimamente a recuperare. Vabbè, abbiamo tempo ancora cioè nel senso, è vero che se perdiamo 2 regate saremo un po' in quel posto, però anche è vero che adesso mi faccio un po' di esperienza, torno a giocare. Non è un gioco semplice, è questo. Anche una volta ero esperto di dare le penalità agli avversari, stavolta proprio non riesco neanche quello. Adesso devo fare un esternazzo e poi buttarmi tutto all'interno, nella speranza che magari Mascalzone possa sbagliare. Eccoci. È quasi impossibile, io ve lo dico, Speriamo sia la strada giusta, perché a volte magari puoi avere la fortuna di una variazione di vento e più dalla mia parte. Comincio a pompare nodi. Non sembra la mia... Va più veloce, sì, dai. Niente da fare, dai. Male, chiedo bene, nel senso non incazzatevi troppo, sto cercando di fare il possibile ma non gioco veramente la tanta. L'ultimo video che ho fatto quella volta, vabbè, però veramente un disastro, Ci vorrebbe un errore, ma... onestamente neanche meritiamo. C'è stata una leggera, un leggero errore, c'è stato, piccolo ma c'è stato. Ma chiaramente non basta. No. Prendo anche la penalità. Avevo anche recuperato, ho preso la boa in pieno. Adesso farò il 360 prima del traguardo. Inizio disastroso per Luna Rossa.
prendo anche la penalità, cioè veramente, cioè, come inguardabile proprio. Vabbè, è andata così. Mi ero anche avvicinato. Mi ero un po' avvicinato, niente di... Beh, insomma, niente di che. Comunque mi stavo avvicinando. Che sfiga, insomma, rischio anche di avvicinarmi di brutto. Niente, vabbè, non se l'avrei fatta comunque, che senza penalità. Male, raga, male, male, male. Nelle prossime 2 regate voglio 4 punti, Devo migliorare assolutamente in partenza. Bisogna migliorare in partenza. Fermo sto 3,60. Ok. Vince Mascalzone latino. Per noi solo il baratro. Registro subito anche le prossime 2 perché mi girano veramente i maroni. Vabbè, ormai qua è finita. Finiamola perché siamo corretti. Dai, finiamo sta gara, cazzo. Prendo veramente le bombe, per carità, ormai non sto più neanche veleggiando, se così si può dire. E finisce qua. Prendo un minuto. Neanche guardo. E adesso, fioi. Raga, sotto il comando veneziano registro subito regata 3 e 4. Adesso c'è la riscossa come indiana.